Buongiorno a tutti. Io in premessa desideravo complimentarmi con il Governatore per l'evento che ha pensato e realizzato e che, come avete visto, è stato veramente foriero di importanti informazioni e soprattutto concezioni che aiutano a migliorare l'assetto leonistico. E mi auguro, sono convinto, che questa iniziativa sarà ripresa l'anno 21 e così via, anche perché probabilmente, forse nel corso di un anno, anche due potrebbero essere sufficienti. Oh, grazie. Bene, non vi preoccupate, panino e non panino, mi rendo perfettamente conto che già avete dato molto, quindi tenetevi proprio un crissino ancora a disposizione per me, anche perché sarò velocissimo come cerco di essere sempre. Ieri era un caso particolare, quella era la storia del multidistretto, ma soprattutto la funzione, quindi non era soltanto un'indagine storica, ma anche una considerazione di carattere politico sulla funzione del multidistretto, che da diversi viene considerata come una mera entità amministrativa burocratica. Chiuso l'argomento. Mi è stato assegnato questo tema, solidarietà e sussidiarietà, e io sfido chiunque a sostenere se in ogni discorso che noi facciamo non c'è la parola solidarietà e di converso non c'è anche quella di sussidiarietà, e questa già sarebbe la risposta all'interrogativo che ci siamo posti. Perché per noi Lions la solidarietà è stata da sempre la nostra stella polare, che ci guida per rendere concreto, attuale e esaustivo quel vi serve che costituisce da sempre l'essenza del nostro essere Lions e legittima la nostra presenza nel contesto sociale. Ma in definitiva, che cos'è la solidarietà? Essa comunemente viene intesa come la buona disposizione d'animo di spiriti eletti e particolarmente sensibili che di fronte alle miserie umane dei meno provveduti, dei reietti e di chi non possiede nulla, porgono la mano e il cuore per venire loro incontro. Insomma, lo stato d'animo di persone che, sentendo tutta l'ingiustizia delle disuguaglianze sociali e della cattiva sorte, volontariamente operano con atteggiamenti concreti di natura caritativa per attutirne le conseguenze. E questo era il modo di approcciarsi da parte dell'aionismo ai suoi albori in Italia, quando il suo riserve veniva svolto, lo sappiamo, l'abbiamo sentito, l'abbiamo detto anche ieri, attraverso un'azione assistenzialistica e filantropica fondata sulla beneficenza spicciola. Sappiamo che negli anni 70, attraverso una lettura approfondita dei nostri scopi, abbiamo ampliato lo spettro d'azione dei nostri interventi, giungendo a una visione di un ben più ampio reimpegno di promozione civile, politica e culturale. E quindi dobbiamo renderci conto che noi Lions abbiamo il diritto, dovere di svolgere attività pubbliche, di essere cioè presenti nel sociale, di renderci interlocutori credibili delle istituzioni nelle quali si coagula la società civile. Naturalmente, queste prerogative rendono ancora più variegata l'idea di solidarietà, che si può intendere anche come coscienza di partecipare ai problemi della comunità, condividendone le necessità ed operando con iniziative comuni al fine di trovare confacenti soluzioni morali e materiali. Ecco dunque che prende forma una solidarietà sociale che benissimo può avvalersi per la realizzazione delle sue finalità di quelle guarentigie costituzionali scaturenti dal principio di solidarietà che il riscritto articolo 118 della Carta Repubblicana
riconosce alle iniziative autonome dei cittadini, sia che agiscano singolarmente o in associazione tra loro. Ciò ci induce a ritenere che la sussidiarietà, lungi dal contrapporsi alla solidarietà, sia una forma di estrinsecazione della stessa. Semmai qualche perplessità può sorgere, ed è stata anche sostenuta, in ordine alla effettiva disponibilità delle istituzioni a favorire le iniziative dei privati, e quindi appare indispensabile verificare caso per caso le loro vere intenzioni. La sussidiarietà ci consente di ampliare il concetto moderno di service, di essere propositivi e soprattutto incisivi, avanzando proposte di interventi che sopperiscano alle diffuse carenze a livello locale, regionale, nazionale, il che ovviamente comporta assunzioni di maggiori responsabilità, necessità di fattibile progettualità, attuazione di effettiva continuità, il tutto corroborato da condivisione, consenso e partecipazione. Quindi solidarietà e sussidiarietà è un binomio non solo possibile, ma necessario. Grazie.